Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Focus TG, sabato 26 agosto, anche oggi per raccontarvi quello che accade nel nostro territorio a partire dalla cronaca. La cronaca ci parla subito di un incidente mortale avvenuto nella Marca trevigiana, è avvenuto questa mattina a Sant'Andrea di Barbarana. Siamo in comune di San Biagio di Callalta. A perdere la vita il 65enne Cesare Trevisan di Sant'Andrea di Barbarana, che era in sella, lo vedete su questo mezzo a 3 ruote, ha perso il controllo, si è rovesciato ed è caduto a terra ed è morto. Sul posto ovviamente i sanitari del SUEN, che non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso, e i carabinieri. Sul posto anche alcuni degli amici della vittima, che ipotizzano probabilmente un malore forse dovuto per il caldo. Sentiamoli. L'ho visto qua per terra e l'ho conosciuto subito, che era un amico di famiglia. Lei è andato in farmacia per prendersi le pastiglie, le medicine là che avevano a prendere. Non lo so dopo se è venuto a casa andando a sarà baltato, non lo so di quello. So che lei era in farmacia a prendersi le pastiglie. Viveva per conto suo, qui era qua il fratello, viveva assieme. Adesso il fratello è nato in Svizzera perché era il suo nipote di New York. Mi penso che lui sia ciappato un fiato fastidio. Penso sì che sia un malore con sto caldo qua. Lui è senz'altro che è un malore. Perché per solito lui cammina, insomma, si arrangia. Così le prime testimonianze degli amici, lo ricordiamo, Cesare Trevisan di 65 anni di Sant'Andrea di Barbarana. Un altro incidente mortale, questa volta a Pove del Grappa. Ieri sera è morto un noto impresario funebre. Dovremmo vedere il servizio? Non c'è ancora. Allora, a proposito di incidenti, andiamo a vedere il dramma dello schianto in A4 avvenuto ieri sera a Latisana, in A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, con decine di feriti. Dall'1 della scorsa notte è stato riaperto il tratto di autostrada tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, direzione Trieste, dopo il maxi incidente avvenuto alle 19:30 di ieri. Uno schianto violentissimo, 42 le persone coinvolte, 15 in totale feriti, di cui 7 minori e una donna in gravi condizioni che rischia l'amputazione dei piedi e che è stata portata d'urgenza all'ospedale di Udine. Tra le persone soccorse anche una bimba di 7 anni portata a Trieste all'ospedale infantile Burlo Garofalo insieme alla madre. Un'altra donna ucraina è stata portata con l'elisoccorso all'ospedale di Cattinara, ma dimessa già stamattina, direzione Udine, per raggiungere il figlio, anche lui coinvolto nello schianto e ricoverato in ospedale a Udine. A parte la donna ricoverata per i gravi traumi agli arti inferiori, tutti gli altri feriti sono meno gravi rispetto a quanto sembrava dopo una prima valutazione. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che dovranno sentire i testimoni coinvolti nello scontro. Da quanto ricostruito, un pullman della Trans-Tour Lines con targa ucraina, sul quale stavano viaggiando circa 40 passeggeri, avrebbe speronato un camion frigo con targa polacca che trasportava verdura, fermo per un problema sulla corsia di emergenza, colpendolo su un fianco per un'improvvisa sbandata, forse causata da una distrazione dell'autista o da un problema meccanico. Proprio la modalità dell'urto è stata decisiva per scongiurare vittime, visto che la scocca della corriera ha protetto i passeggeri che si trovavano nelle prime file. Imponente il dispiegamento di forze per operare con i soccorsi e chiudere il tratto autostradale. Sul posto 2 elicotteri della regione per i primi trasferimenti all'ospedale delle persone che alle prime valutazioni sembravano gravi, poi ambulanze arrivate da Latisana, Lignano, San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Mentre gli agenti della polizia stradale procedevano con i rilievi dell'incidente, i vigili del fuoco facevano uscire tutti i passeggeri dalla corriera per poi liberare la strada dal mezzo pesante che ha speronato il camion frigo. L'intervento di soccorso dei feriti si è concluso poco prima delle 23. 2 ore dopo la maxi operazione è terminata con la messa in sicurezza della carreggiata e la riapertura del tratto autostradale. Per le 27 persone rimaste illese ma sotto shock, che hanno passato la notte nella sede della Protezione Civile di San Giorgio di Nogaro, è stato organizzato il viaggio di rientro con un nuovo pullman. E adesso vediamo allora il servizio della redazione di Bassano, la morte di Tiziano Poli, un incidente stradale avvenuto a Pove del Grappa ieri sera.
si immette sulla Valsugana con la sua Vespa, cade e muore. Ha perso la vita così Tiziano Poli di Pove del Grappa, contitolare delle onoranze funebri Canal del Brenta. L'incidente è avvenuto poco prima delle 19:30 di venerdì nel tratto della statale 47 all'altezza della birreria Trenti, dove Poli ha perso il controllo della sua Vespa cadendo a terra. Alcuni passanti sono subito corsi sul posto per prestargli le prime cure e qualcuno nel frattempo ha chiamato il 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Questo dettaglio, unito al fatto che l'uomo era noto per la sua prudenza alla guida, farebbe pensare a un malore che l'avrebbe colpito senza lasciargli scampo. Secondo altre ipotesi, invece, il suo scooter sarebbe finito con le ruote nella canalina di sgrondo della statale, facendogli perdere il controllo e causando una rovinosa caduta. A fare luce sulla dinamica dello schianto, come pure su eventuali responsabilità, sarà probabilmente un'autopsia indispensabile a questo punto per verificare le cause del decesso. Nel frattempo, la notizia della morte di Tiziano Poli si è subito diffusa in tutta la zona, dove era molto noto e stimato. Lo conosceva bene anche il sindaco di Pove, Francesco Dal Monte, che si è preso qualche giorno di ferie ed è stato raggiunto da un gran numero di telefonate e messaggi da parte dei suoi concittadini. La scomparsa di Tiziano Poli è una di quelle notizie che ha lasciato ieri sera tutti increduli e senza parole e che ha fatto in pochissimi minuti il giro di Pove e di tutto il territorio bassanese. Abbiamo sicuramente perso una persona di compagnia, simpatica, una persona sempre positiva e che riusciva nel suo lavoro, particolare, a sdrammatizzare anche situazioni difficili, ma al contempo, soprattutto a livello comunale, ad essere sempre un professionista serio. Un abbraccio alla famiglia, mi associo a tutte le condoglianze arrivate dalla comunità, dagli amici, dai collaboratori di Tiziano. E poi il caso di Davide Rebellin, estradato in Italia, il camionista tedesco accusato di aver travolto e ucciso il campione, è stato preso in consegna dai carabinieri per essere portato in carcere. A Vicenza, soddisfazione espressa dai familiari nell'apprendere la notizia, che hanno sottolineato massima fiducia nella magistratura. Pochi passi lo dividono dall'Italia. Sale in auto, preso in consegna nei pressi del valico del Brennero dai carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza. È Wolfgang Rieck, il camionista tedesco nei cui confronti è stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere dal GIP di Vicenza per il reato di omicidio stradale e omissione di soccorso, accusato di aver travolto e ucciso l'ex campione di ciclismo di Lonigo, Davide Rebellin, il 30 novembre, mentre si allenava lungo la strada regionale a Montebello Vicentino. Lo riferisce il procuratore della Repubblica di Vicenza, Lino Giorgio Bruno. Nei confronti di Rieck era in corso di svolgimento presso l'autorità giudiziaria tedesca il procedimento relativo all'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso su richiesta della Procura Vicentina dal GIP del Tribunale. Rieck, previe intese tra Procura Berica, militari dell'Arma e difensori, si è spontaneamente presentato ai fini dell'esecuzione della misura cautelare, portato a Vicenza per essere trasferito in carcere. Dramma che ha sconvolto l'intera comunità di Lonigo, in cui vive la famiglia di Davide, che nell'apprendere la notizia ha espresso soddisfazione. Siamo soddisfatti, le parole di Carlo, fratello del campione, della cattura di Rieck, così come del lavoro svolto dalla magistratura, su cui abbiamo sempre riposto la massima fiducia. E anche il sindaco di Lonigo ha espresso la vicinanza alla famiglia. Questo signore ha infranto le leggi qui in Italia e adesso è giusto che venga giudicato sulla base delle nostre regole. Adesso noi ci auguriamo che la giustizia faccia rapidamente il suo corso e soprattutto che la sentenza sia esemplare per tutti. Questa informazione, tra l'altro, arriva proprio a ridosso della intitolazione che noi stiamo per fare a Davide Rebellin. Domenica prossima, 3 settembre, gli intitoleremo la nuova pista ciclabile con un ponte che attraversa il fiume Gua. Noi possiamo adesso veramente dire che Davide Rebellin sarà ricordato per sempre e in modo tangibile nel nostro comune, nella nostra città. Restiamo nel Vicentino, torniamo a Costa Bissara con Daniele Garbini in collegamento per gli aggiornamenti sull'esplosione avvenuta nel pomeriggio di ieri sopra la boutique di Costa Bissara. E sappiamo c'è una 54enne in gravissime condizioni. Daniele, a te. Sì, buongiorno, grazie della linea. Ci troviamo a Motta di Costa Bissara, siamo lungo la provinciale 46. Ieri pomeriggio, vedete alle mie spalle,
È successo un incidente molto grave, una signora, la titolare di questa boutique, una 54enne, la signora Rossella Zocche, è ricoverata all'ospedale in questo momento di Padova per gli ustioni gravi in tutta la parte del corpo. Purtroppo sono ancora in corso accertamenti sulle cause del incendio che si è divampato qui l'appartamento sovrastante la boutique. Improvvisamente la signora stava accendendo i fornelli verso le 15:30 del pomeriggio quando il potente boato ha fatto scoppiare i vetri e parte del soffitto e poi è iniziato anche un principio di incendio che ha coinvolto la parte sottostante. La figlia della signora si trova in una stanza, fortunatamente illesa, ha subito soccorso la madre prendendola e portandola in strada mentre arrivavano il SUEM, i pompieri, i carabinieri che sono intervenuti per i rilievi. 12 operatori, 5 squadre, insomma in poco tempo hanno domato le fiamme e sono riusciti a circoscrivere l'incendio che si stava divampando un po' per l'intero stabile e quindi non è stato distrutto. I carabinieri stanno cercando di indagare perché insomma ancora in corso sono le ipotesi diverse, non è ancora chiaro se sia stata una fogata. Ieri abbiamo visto queste verifiche, purtroppo al momento non ha ancora niente di chiaro. La signora, ci hanno detto, dall'ospedale di Padova, in questo momento è in gravi condizioni, è stato necessario trasportarla durante la notte dall'ospedale di Vicenza. Per il momento la prognosi è riservata, non sarebbe, uso il condizionale, non sarebbe in pericolo di vita e già questa è una buona notizia. Ecco. Vediamo anche l'evolversi della situazione nei prossimi giorni. Io direi che al momento è tutto e vi restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin. Da Costa Bissara a Selvazzano Dentro, torneremo alla cronaca fra poco, ma torniamo a parlare di profughi. Intanto la notizia è che in arrivo nelle prossime ore altri 150 nuovi migranti in Veneto. Il traghetto Galaxy approderà infatti questa sera nell'area di transito per le pre-identificazioni di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, proveniente da Lampedusa. E già attorno alle 20, 740 passeggeri a bordo cominceranno a essere trasferiti nel territorio nazionale. Insomma, gli arrivi che continuano, 740 questa sera, di questi 150 previsti in Veneto e sono previsti ancora nuovi migranti in provincia di Padova, un po' al centro dell'attenzione in questi giorni. Intanto a Selvazzano, dove c'è un mini hub da qualche giorno, partono i gazebo per dire no all'accoglienza in questa struttura. Allora Valentina Visentin con il comitato. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Feriole di Selvazzano, siamo a pochi metri dalla palestra comunale dove nei giorni scorsi sono arrivati e sono attualmente ospitati i profughi arrivati dalla Sicilia e qui oggi è stato allestito un gazebo per una raccolta firme del comitato no a questo tipo di accoglienza, un comitato che dice non sostanzialmente no all'accoglienza ma alla forma in cui sta avvenendo l'accoglienza dei migranti nel nostro territorio, a questi mini hub nelle palestre. È iniziata la raccolta firme, i gazebi con tè e bibite fresche per affrontare questo caldo cocente. Qui con me c'è Giorgio Zoppello e Riccardo Dainese che sono un po' i portavoce di questo comitato. Perché no a questo tipo di accoglienza? Cioè, voi avete visto dove sono stati accolti i rifugiati, chiamiamoli così. Quindi noi altri questa accoglienza, per carità non siamo contro l'accoglienza, ma il sito che è stato individuato. In questa occasione sostanzialmente il commissario si è dato da fare perché paradossalmente noi siamo un comune commissariato, quindi non c'è un sindaco che possa rapportarsi con il prefetto per individuare altri siti. Il commissario ha individuato questo posto che ha delle problematiche legate a quello che è una recinzione e una palestra che è priva di condizionamento d'aria. Quindi queste persone sono accolte in un sito che non è ideale per mettere persone che hanno sofferto e che sono venute qua con grande sofferenza. Quindi noi altri abbiamo fatto un gruppo di persone, parte diligente per denunciare questi aspetti, perché qualcuno ci deve mettere la faccia e quindi siamo qui per raccogliere queste firme
perché noi poi queste firme le inoltriamo al prefetto, perché quello che a noi preoccupa è il tempo di permanenza, che non dovrebbe andare oltre le 3 settimane, visto che fra pochi giorni, a metà mese, parte l'asilo nido che è confinante con questo sito. Quindi è un problema che non può durare a lungo. Sì, invece ad un'accoglienza diffusa, anche se da molti sindaci del territorio purtroppo è arrivato il no. È chiaro che noi in questo caso vediamo soprattutto, almeno anche per quello che riguarda anche l'associazione che io rappresento insieme per Feriole, vediamo soprattutto un aspetto locale, ed è per quello che noi ci siamo mossi insieme appunto al comitato, proprio per avere la possibilità di dire la nostra voce. Le cose principali le ha già dette appena adesso Giorgio, e non possiamo altro che essere d'accordo per dimostrare la nostra preoccupazione appunto per un sito inadeguato, che prima di tutto fa soffrire chi è arrivato prima ancora che noi, perché questa è la cosa che a un certo momento bisogna anche tenere presente. Il luogo inadeguato in una struttura che è una palestra, vicino a un asilo nido che tra poco dovrebbe cominciare le attività appunto di tipo scolastico e ricreativo, e in una frazione che è tra l'altro la più piccola del comune di Selvazzano, quindi sappiamo che abbiamo avuto un'accoglienza di circa 30 profughi a Padova e 36 qua da noi a Selvazzano e in particolare a Feriole. Quindi è chiaro che la diffusione appunto e anche la possibilità di avere un'accoglienza che sia gestita, che sia ordinata, non che sia sempre basata su criteri di emergenza. Questo è un aspetto che è molto importante, credo, per tutti ribadire. Ecco, e intanto sono previsti nuovi arrivi in città. Proprio nelle prossime ore dovrebbe iniziare l'allestimento anche della palestra dell'Istituto Superiore San Benedetto da Norcia a Padova, che rientrava nelle strutture messe a disposizione da parte del comune di Padova, anche per liberare la palestra della scuola Falconetto, che appunto dovrebbe riprendere le normali attività scolastiche a metà settembre. Nuovi arrivi dovrebbero essere previsti di profughi tra domani e lunedì proprio qui in città a Padova. Da Feriole è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Ci spostiamo di provincia e torniamo nella Marca trevigiana, torniamo a parlare dell'allarme rapine. Abbiamo raccontato il brutale pestaggio di Fiorenzo Zambona a Sanfior, ma è emerso poi che qualche giorno prima dell'aggressione all'ex macellaio di Sanfiore, 76enne, che si trova ancora in ospedale, c'era stata un'altra aggressione, un altro bandito, un'altra vittima anziana, una 74enne, ancora una volta una catenina nel mirino. Abbiamo raccolto la testimonianza di questa donna che ha avuto la brutta esperienza di trovarsi appunto nelle mani di un violento bandito. Sentiamola. Stavo andando per salire in macchina nel parcheggio e mi sento, il marito era davanti, io ero dietro, e mi sento così con le mani così qua dietro, non so come mi ha abbracciato. Io non parlavo più, perché il fiato non mi veniva, non parlavo più. E lui mi ha fatto così, mi ha strappato via il collier e io non ero capace di parlare. In quel momento volevo chiamare marito, sono riuscita a fare bah, soltanto così. Ritorna con la mente alla sera del 30 luglio la signora Maria, 74 anni. L'aggressione subita ricorda da vicino quella ai danni di Fiorenzo Zambona, il macellaio in pensione rapinato sotto casa a Sanfior martedì sera. Simile la modalità, entrambi sorpresi alle spalle, stesso l'obiettivo, una collana. La donna si trovava all'esterno della trattoria La Camillotta, dove c'è la bocciofila. Siamo sempre in comune di Sanfior, ma nella frazione di Sanfior di Sotto, zona Palù. Anche in questo caso l'uomo era travisato, probabilmente appostato nella zona buia del parcheggio. Lui era dietro me, mi ha preso proprio così, là è scuro, parcheggio non c'è chiaro, è buio. Io sono d'accordo, quando che ho sentito la moglie che faceva pensavo che venisse male, perché io stavo per aprire la vettura e allora sono tornato indietro e ho detto cos'hai? E lei faceva sempre e mi faceva sempre il segno con le mani verso il terreno.
E ho visto uno che correva, ma a 30 metri era lontano perché era buio, ho visto una cosa nera. Spontaneamente mi è venuto, ma hai preso paura di un orso? Io non pensavo di un uomo. Un'azione repentina quindi con il bandito che si dà alla fuga tra i campi. Arrivano la polizia e il SUEM, la donna viene portata in ospedale. Ero tutta così e non mi facevo fatica a respirare perché giù in ospedale mi hanno detto che era andato giù l'ossigeno basso, ma l'ho visto anch'io perché mi hanno messo su l'ossigeno e si vedeva che era basso. Ma dalla paura o perché aveva tentato? Dalla paura, non so se era perché mi aveva preso qualche... Io una cosa compagna non l'ho mai provata. A parlare è anche Maurizio Pasini, storico titolare della Camillotta, che mette in fila alcuni elementi. Conosco il signor Fiorenzo Zambon e in un primo momento non avevo dato peso al caso, nel senso che non avevo collegato le due cose. Poi in un secondo tempo, collegando i due episodi, sembrerebbe che la matrice sia la stessa. Solo che da quanto racconta la signora non era molto robusto il tizio che l'ha aggredita, mentre da quanto ho capito, da quello che ho letto sui giornali, l'aggressione è avvenuta nei confronti del signor Zambon da parte di una persona molto robusta e molto alta, insomma. Se non è lo stesso criminale, quindi potrebbe essere una banda, la signora Maria sembra però avere una certezza. Però io penso che quello mi stava dietro da tanto tempo. Lei dice la stava pedinando? Sì, io penso di sì, perché come fai? Insomma. C'è poi lo stato d'animo di una donna che per paura ha cambiato tutte le sue abitudini. Tanto perché io prima da sua qua venivo a casa sempre a piedi, anche a mezzanotte venivo a casa a piedi, non avevo proprio paura per niente. E adesso come si fa? Intanto ieri il sindaco di San Fiore è andato in visita alla famiglia di Fiorenzo Zambon. Il primo cittadino si rivolge anche a quei concittadini che hanno riferito di girare armati. Sentiamo cosa ha detto a loro. Violenza chiama violenza e quella strada là è sbagliatissima sicuramente, anche se in questi casi ci viene da dire speriamo che li prendano, li mettano dentro e buttano via la chiave, è un classico anche quello. È un messaggio a non farsi giustizia da sé, quello che parte dal sindaco di San Fior Giuseppe Maset, nei giorni in cui tra i suoi concittadini c'è chi afferma di girare armato per difendersi e chi invoca le ronde. Sono almeno 2 le aggressioni ai danni di anziani nel giro di 20 giorni, prima la signora Maria Zanella a San Fior di Sotto, poi l'ex macellaio Fiorenzo Zambon sotto casa a 2 passi proprio dal municipio. Lo stesso sindaco ha incontrato i familiari dell'uomo, in particolare la moglie, nelle scorse ore. Sono stato via 2 giorni, sono rientrato ieri sera, questa mattina alle 8:30 sono andato a trovare la signora che per fortuna mi ha confermato che si sta riprendendo. Fiorenzo è ancora all'ospedale ma si sta pian piano riprendendo e che è disorientato soprattutto sotto l'aspetto psicologico. Fiorenzo Zambon, bensì sia ancora profondamente scosso, ha dato la sua versione ai carabinieri, confermando la dinamica emersa inizialmente, una violenza cieca, per certi versi inedita in queste zone. Siamo sempre le solite, che questi episodi diventano sempre più frequenti e quindi bisogna pensare a un antidoto. Anche noi recentemente abbiamo speso 180.000 euro di telecamere proprio gli ultimi 6 mesi. Però ce ne vorrebbe una ogni 10 metri quadri, ma anche quello poi corregge. Insomma, bene le telecamere, ma la questione è più profonda, culturale. 2 i fattori, dice il sindaco. Il primo riguarda la gestione dell'immigrazione, il secondo l'atteggiamento delle famiglie e porta a un caso recente di vandalismo al parco. Io vedo che qua in comune, qualche volta con le telecamere abbiamo anche recentemente scoperto gruppetti di ragazzini, abbiamo chiamato i genitori, l'atteggiamento a maggioranza dei genitori è quello di difendere il figlio e non riprenderlo. Dobbiamo fare un lavoro interno, secondo me, di rieducazione e soprattutto farci carico un po' tutti assieme, i comuni degli ambiti come noi qua, dei problemi sociali. Adesso andiamo nel veneziano, prima di tutto la cronaca, ancora uno scontro notturno tra barchini in laguna a Venezia. L'incidente si è verificato alle 3:30 della scorsa notte davanti alla Giudecca. Per cause ancora in corso di accertamento, le 2 imbarcazioni si sono scontrate. Nel violento impatto sono rimasti feriti 4 passeggeri, uno in particolare ha riportato ferite più gravi ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Mestre, dove è tuttora ricoverato, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. E noi dalla laguna ci spostiamo in terraferma, andiamo a Martellago, si parla in queste ore, fa discutere la necessità
per il sindaco di Martellago di avere una scorta, un monitoraggio delle forze dell'ordine. Sono arrivate minacce di morte. Allora sentiamo perché con Anna Maria Parisi in diretta da Martellago. Buongiorno Anna Maria. Se tagli gli alberi ti taglio la testa. Questo il contenuto del cartello minatorio che era presente in uno degli alberi qui lungo via Olmo a Martellago dal 14 di agosto, e da queste ore, da pochissime ore, il sindaco è rivolto al sindaco di Martellago Andrea Saccaroli. Da pochissime ore, come dicevi tu Nicola, il sindaco è sotto scorta, ovvero sotto monitoraggio dei carabinieri, così quanto deciso dal prefetto. Perché? Perché sono stati abbattuti 6 alberi qui in via dell'Olmo, 6 pini che non erano neanche pini marittimi ma pini italici. Qui accanto a me vediamo i resti di uno dei 6 alberi abbattuti, il tronco, e vicino a me, e la ringrazio per essere qui sotto questa canicola, una cittadina nonché componente di uno dei comitati contro l'abbattimento degli alberi, Gianna Rosa Marino. Buongiorno Gianna Rosa. Buongiorno. Noi prima l'abbiamo incontrata mentre stava posizionando, adesso lo prendo, uno di questi è attaccato con le graffette, però venga, ci spostiamo con le immagini di Francesca Pezzo. Magari Francesca, se ti avvicini gentilmente, così mostriamo il contenuto di questi cartelli. Addio amico, bello e forte, c'è l'albero che c'era una volta, oggi è stato disegnato, e così anche portati i fiori freschi che poi con questo caldo si sono essiccati. Dunque Gianna Rosa, una polemica rovente, il caso di dire, che è terminata da parte dei comitati contro l'abbattimento di questi alberi, ben 6. Tutti pini italici, quindi sono pini che hanno radici che vanno molto giù nel profondo rispetto al pino marittimo, così mi sono documentata, però questi alberi non è servita a nulla la vostra protesta, gli alberi sono stati abbattuti, con il risultato che poi è spuntato quel cartello e adesso il sindaco è sotto scorta. Certo, un cartello del genere con queste scritte non è il nostro modo di praticamente di fare dibattito politico, anzi attendevamo un incontro che non c'è neanche stato, e il cartello non era neanche sui pini, non l'avevamo neanche visto, era un cartello anonimo scritto a mano. Noi agiamo alla luce del sole e insomma si sa nome e cognome di tutti noi e le qualifiche. Ecco, adesso comunque il risultato è che da questo tronco in poi a scalare, andando verso Mestre, per intenderci, ce ne sono 6, tutti con lo stesso cartello, 6 tronchi, quello che resta degli alberi battuti, con lo stesso cartello che ha posizionato poco fa Gianna Rosa Marino. L'abbiamo vista in una sorta di via Crucis. Venga, intanto ci spostiamo, venga di qua, andiamo dietro. Allora, volevo mostrarti un altro cartello, Nicola, che è rimasto, e ringrazio anche Francesca Pezzo di seguirci con la telecamera. Questo era uno dei cartelli che avevamo già visto anche con la protesta dei giorni scorsi: non tagliate il nostro futuro, giù le mani dai pini. Questo è rimasto e ci spostiamo, e chiedo scusa se mostro le spalle, andiamo un pochino più avanti perché volevo mostrarti quali erano questi pini italici che sono stati abbattuti a pochi metri di distanza da dove è avvenuto l'abbattimento o lo scempio, secondo i punti di vista, così dalla parte dei comitati. Ecco, aumento il passo. Ci sono, ecco, vedi? Erano questi i pini. Questi erano i pini e qui è rimasto un cartello. È rimasto il cartello, ultimo appello, non fatemi uccidere, sono innocente, mi chiamo Pino Italico e sono autoctono. Ecco, erano così, venga qui accanto a me Gianna Rosa. Erano così e
quelli in piazza avevano una chioma anche più folta e adesso praticamente i cittadini li rimpiangono, facevano ombra, coprivano rumore, anche facevano anche da schermo antisonoro, insomma, rispetto al bar che c'è qui, per cui sono molto rimpianti. Ecco, per dovere di cronaca devo dire che abbiamo contattato naturalmente il primo cittadino Andrea Saccarola, ma ci ha riferito per un'intervista, ci ha riferito che lui era fuori città, non era disponibile, quindi abbiamo contattato anche la vice sindaca, però ci ha detto di essere al mare, che sarebbe stata disponibile soltanto questa sera, e quindi anche l'assessore all'urbanistica, ma sembra aver dimenticato il telefono a casa e ci ha risposto la moglie. Quindi per dire che comunque dal sindaco a una parte della giunta abbiamo contattato un po' tutti, anche per avere notizie in merito a quella che sembra sia stata una delibera comunale in cui era presente all'ordine del giorno il punto dell'abbattimento dei pini con il loro rimpiazzo, ovvero sembra che sia previsto il rimpiazzo con un filare di altri tipi di alberi. E dei 6 sembra, parlo sempre al condizionale, che 2 fossero avessero la necessità effettiva di essere abbattuti perché erano marci, per così dire, però gli altri 4 si trovavano in una zona laddove comunque, anche se le radici erano riaffiorate rispetto ai 2 anni in cui è stato effettuato il nuovo manto stradale, fossero, come dire, di disturbo estetico rispetto a delle buche che erano già presenti, perché sarebbe stata votata questa nuova delibera in Consiglio con questo nuovo filare di alberi da riposizionare. Però noi non abbiamo contezza di questo, visto che devo lanciare la pubblicità. Volevo solo dire che di questo non abbiamo contezza e comunque ti restituisco la linea. Va bene, grazie. Pubblicità e poi di nuovo in diretta andremo a Bassano del Grappa. Rieccoci in diretta con Focus TG. Allora, dicevamo, andiamo a Bassano. Ieri abbiamo visto con la nostra Sharon Di Carlo gli effetti del caldo sulla produzione di miele, dati allarmanti, ma c'è un problema anche sulla produzione di latte con il caldo che attanaglia pure le stalle. Allora siamo con Vanessa Banzato proprio in una di queste stalle a Bassano del Grappa. Vanessa, buongiorno. Buongiorno Nicola, ci troviamo appunto nella stalla di Pietro Guderzo, presidente di Vicenza della Coldiretti, e come dicevi tu poco fa, come è successo per la produzione del miele, quindi l'attività delle api, anche per quanto riguarda la produzione del latte è messa notevolmente a rischio a causa delle altissime temperature. Assieme a Pietro Guderzo, assieme al presidente della Coldiretti di Vicenza, vogliamo fare proprio il punto della situazione a oggi. Sì, certo, come abbiamo subito sulla nostra pelle tutti quanti questo caldo abbastanza intenso, ovviamente anche gli animali ne risentono, e quindi anche quella che è la loro performance produttiva viene a diminuire. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio e mettere nelle condizioni migliori possibili l'animale, però per quanto poco è agosto e fa caldo. In effetti, tra l'altro, le dice mettere nelle migliori condizioni possibili gli animali. Ci troviamo in questa stalla che è dotata proprio di appositi ventilatori per cercare di mitigare almeno la situazione. Sì, diciamo che in generale la vacca sopra i 25 gradi comincia già a soffrire un po' il caldo. Cosa si fa? Ci sono dei sensori che misurano temperatura e umidità e creano un algoritmo, e in base all'algoritmo parte il sistema di ventilazione che modula l'intensità e la velocità delle ventole in base appunto al risultato che le sonde percepiscono, in modo tale da poi cercare di mantenere l'animale a una temperatura costante e che soffra meno il caldo e quindi possa mangiare, stare in compagnia e produrre anche latte. Certo. Rispetto all'anno precedente, in percentuale il calo di quanto si registra? Una media del 15%, poi ovviamente dipende da situazione a situazione, perché magari in pianura ci sono
qua c'è 1,5 gradi in più, quindi magari lì la perdita di produzione è accentuata, però sappiamo che è comunque una costante che si verifica qualora arrivino queste ondate di calore, e in questi anni devo anche dire che i nostri agricoltori hanno sempre gettato il cuore oltre l'ostacolo e cercare di investire appunto in sistemi che migliorino quello che è il benessere dell'animale. Di cosa c'è bisogno oggi? Cosa chiedete oggi come agricoltori e allevatori di bestiame? Ma adesso è sulla bocca di tutti un po' il problema dei tassi dei mutui e quindi anche una maggiore difficoltà di accesso al credito. Ovviamente per fare investimenti di questa portata c'è bisogno del sostegno anche del mondo bancario, e un po' il timore è quello che nei prossimi mesi possa verificarsi un po' un restringimento nel dare credito. Noi siamo disposti a investire, abbiamo voglia di crescere e migliorare, ovviamente poi bisogna anche avere la forza finanziaria ed economica per poter fare questi investimenti che aiutano gli animali ma aiutano anche noi operatori, perché loro sentono il caldo, ma credetemi questi giorni l'abbiamo sentito anche noi nel lavorare. Il calo della produzione del latte ha comportato un aumento del costo del latte? A dire il vero no, di certo sono aumentati i costi a nostro carico, come sappiamo tutti, come hanno subito oltre le imprese e le famiglie il costo dei carburanti, il gas è anche un po' aumentato nell'ultimo periodo e questo un po' ci mette in allarme. Noi purtroppo il latte a quel prezzo lì, se aumentano i costi ovviamente il margine diminuisce e questo può mettere in difficoltà magari qualche azienda. Vostro futuro? No, il nostro futuro, noi siamo sempre fiduciosi, perché quando uno fa impresa deve sempre avere dell'ottimismo alle spalle, se no non riesce ad andare avanti, anche perché questo è un lavoro che lo fai o se hai una grande passione oppure non riesci a sostenerlo, e noi guardiamo sempre il futuro con speranza, e poi vivendo con gli animali è sempre quell'istinto a non mollare mai, vedendo loro che stanno bene ti danno anche la forza di andare avanti, insomma. Bene, allora io ringrazio Pietro Guderzo, presidente del Coldiretti di Vicenza, ricevo la linea a te Nicola. Grazie a Vanessa Banzato. Restiamo a Bassano, il caso Baxi, con il tavolo di lavoro per indirizzare la questione che è saltato. Cucù, il tavolo non c'è più. Fumata grigia dall'incontro fra il sindaco Elena Pavan e i vertici bassanesi di Baxi per fare il punto della situazione dopo la bocciatura in Consiglio Comunale del protocollo che vedeva la multinazionale a braccetto con Pengo. Una fumata talmente grigia che si deposita come una nebbia fuori stagione sulla città, sullo stabilimento della multinazionale, sull'ex IAR, su San Lazzaro e su settimane di furiose polemiche fra posti di lavoro a rischio, che poi forse tanto a rischio non erano, e campagne che invece rischiano di non essere più tali. Insomma, l'incontro c'è stato e la sindaca ha emesso una nota ufficiale ritenendo doveroso, si legge, confrontare la posizione che l'amministratore Alberto Favero ha dichiarato e sempre mantenuto relativa allo stretto collegamento tra l'approvazione dell'accordo di programma con le ditte Baxi Pengo e il mantenimento dei posti di lavoro, con le sue dichiarazioni successive. In particolare, e su questo tema sono in molti a porsi domande nel bassanese, l'anomalia dell'urgenza espressa nei mesi scorsi con quella che sembra una maggiore disponibilità attuale. Ne è emerso un quadro ancora indefinito. A settembre, infatti, ci sarà un incontro tra Favero e la casa madre per verificare la situazione e la programmazione. In quella sede l'amministratore chiederà altro tempo per valutare altre soluzioni. Il punto di caduta diventa quindi fine settembre, poi si vedrà. E qui arriva il colpo di scena, perché per Pavan è prematuro convocare il tavolo di confronto con le parti in causa. Lo farà, ma solo quando ci saranno i presupposti. La sindaca annuncia intanto che lunedì convocherà un incontro con i capigruppo per aggiornare anche il Consiglio Comunale della situazione. Ricapitolando, siamo passati da quello che per tutti era l'ultimatum di Baxi, cui dare risposta tassativa entro fine maggio, a un vedremo posizionato a fine settembre, condito da vari gradi di rassicurazioni sul versante occupazionale. Perciò, come dicevamo, cucù, il tavolo non c'è più, almeno per ora, è perso nel gran fumo grigio di questo agosto bollente. Agosto bollente anche a Treviso in città, la notizia di questi giorni ne abbiamo parlato nel corso dei nostri telegiornali con l'addio del polo Amazon all'Estiore, un'area già realizzata, già pronta, ma con Amazon che lo mette in vendita. E allora
In questo momento vedo a Edi Kaliman a Treviso, c'è una protesta, c'è un presidio di tante associazioni, ci sono i centri sociali, c'è i comitati No Maxi Polo, perché il timore è non solo quello che potrebbe accadere a Treviso, ma soprattutto in altre zone, in altre parti del territorio della Marca con il colosso. Edi. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Come hai bene detto tu, siamo davanti a quello che doveva essere lo stabilimento Amazon nell'area dello Stiore, a 2 passi dalla Noalese, vicino alla tangenziale di Treviso. Siamo in compagnia dei ragazzi e delle ragazze, come detto, dei centri sociali, Fridays for Future e del comitato No Maxi Polo, e sono insieme in compagnia di Andrea e Ruggero. Dunque, un sit-in oggi, perché siete qui? Allora, siamo qui anche come coordinamento No Maxi Polo logistico perché di nuovo ci troviamo di fronte a un altro episodio di quello che è un assalto al nostro territorio che avviene da parte della logistica e ovviamente anche e soprattutto da uno dei più grandi protagonisti, appunto Amazon. Da 2 anni questa struttura è chiusa dopo promesse di posti di lavoro, dopo grandi celebrazioni, e anche adesso in vari articoli, in varie dichiarazioni viene comunque definita come riqualificazione. Bene, noi siamo in una provincia in cui da anni come coordinamento stiamo lottando contro un maxi polo logistico che si vuole costruire a Casale di 500.000 metri quadrati. Dall'altra parte a Roncade si rischia di avere un altro polo logistico della metà, ma comunque 250.000 metri quadrati, che sono un'enormità dentro una provincia e una regione che è seconda come consumo di suolo. In una situazione del genere è stato costruito un altro polo logistico che per 2 anni è rimasto chiuso e che adesso vediamo di cui vediamo insomma le promesse totalmente false, totalmente vuote. E fa venire in mente anche una frase che dicevano in latino: fanno il deserto e lo chiamano pace. Bene, questo è un po' quello come ci sentiamo, nel senso che stanno continuando a costruire il deserto, lo chiamano riqualificazione, lo chiamano opportunità di lavoro in una situazione di crisi climatica e di crisi ambientale, di dissesto idrogeologico che vediamo ogni giorno. Abbiamo passato un'intera estate a vedere persone colpite da esondazioni, da alluvioni, piuttosto che da incendi che hanno colpito tutta l'Italia e tutto il mondo. Ogni giorno vediamo negli striglioni fuori dalle edicole persone colpite da colpi di sole che muoiono, e siamo continuamente a produrre cemento e chiamare riqualificazione quelli che sono dei progetti di nuovo di logistica che insistono su un'area in cui a vista d'occhio abbiamo un altro progetto di un supermercato, 2 chilometri più in là lungo la strada ovest c'è un altro progetto per un altro supermercato, lungo una strada che avrà 7 supermercati nel giro di 5 chilometri. Per noi questo è inaccettabile e non è un progetto di città in cui possiamo vivere e che possiamo ritenere accettabile. Abbiamo un altro progetto di città e vogliamo prendere la voce rispetto a questo. Questione che apre poi anche la tematica dei diritti del lavoro e dei lavoratori. Cosa ci puoi dire di questo, Ruggero? È evidente che appunto quello che diceva prima Andrea, cioè tante volte appunto noi vediamo il nostro territorio invaso da opere come questa, che è una cattedrale nel deserto che di fatto non consegnerà mai neanche un pacco, e tante volte questa cosa qui viene in qualche modo legittimata dicendo che a fronte comunque della possibilità di lavorare bisogna comunque accettare anche mostre di questo tipo. Ecco, questa è l'ennesima dimostrazione di come anche le promesse di lavoro sono state completamente disattese, e che forse anche nel momento in cui si parla di lavoro, al di là della mera promessa del posto di lavoro, bisognerebbe anche capire che tipo di posto di lavoro viene proposto. È evidente questo qui, il lavoro nella logistica, in generale la proposta di Amazon è un'offerta già di per sé molto che prevede una grandissima precarietà che in questo caso si esplicita nel fatto che mai una persona lavorerà qua dentro, mai una persona ha lavorato qua dentro, a parte appunto i civis, tra l'altro con una paga da fame, quindi anche qui stiamo parlando comunque di un lavoro estremamente povero, ecco, e quindi insomma siamo di nuovo di fronte a un classico esempio in cui il nostro territorio viene svenduto all'ennesima multinazionale e poi alla fine di questa svendita del nostro territorio, sul territorio non rimane assolutamente niente.
E infatti Nicola devi sapere che questo polo Amazon lo ha abbandonato, ma sarà destinato comunque alla logistica, forse DHL si pensa, sì. comunque una trattativa tra privati, è un contesto privato, è uno stabile privato che dovrà appunto vedere la contrattazione tra appunto le parti interessate. Per ora con Alberto Pivetta da Treviso è tutto. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie Edi. A proposito di lavoro, hanno chiuso le indagini, la magistratura ha chiuso le indagini sulla curva sud dello stadio Euganeo, quindi siamo tornati su Padova. E ci sono 7 indagati. Spunta anche un incidente sul lavoro insabbiato con la compiacenza degli stessi operai. Avrebbero cercato di nascondere anche un infortunio grave sul lavoro mentre erano in corso i cantieri per realizzare la curva sud dello stadio Euganeo. A conclusione delle indagini, oltre a turbativa d'asta e subappalto illecito, spunta un nuovo reato per 3 dei 7 indagati, ovvero quello di lesioni personali colpose. Si tratta dei legali rappresentanti delle 2 ditte coinvolte e di un operaio. Dalle intercettazioni raccolte nei mesi di indagini è emerso infatti che durante i lavori di realizzazione della curva sud un dipendente, pur non avendo il patentino per guidare la gru, si è messo ai comandi facendo cadere per sbaglio un collega sui gradoni dello stadio. L'uomo ha riportato 60 giorni di prognosi davanti allo Spisal, però proprio con la compiacenza del ferito e di un altro lavoratore testimone che ora sono indagati per favoreggiamento avrebbero tutti fornito una versione diversa per salvaguardare gli imprenditori. In totale gli indagati sono 7 perché a conclusione delle indagini restano accusati di subappalto illecito anche 2 tecnici del comune di Padova. Le 2 ditte indagate restano la Estelle SRL e la Tecnoedil SRL. Intanto il cantiere della curva sud è ancora fermo nonostante il dissequestro perché manca ancora il documento dello stato lavori che il precedente esecutore deve rilasciare al committente, ovvero il comune di Padova, per indire un nuovo bando di gara per assegnare i lavori. Torniamo nel Trevigiano, le immagini shock, il video della violenza della barista aggredita a cornuda nel bar per un sovrapprezzo sul POS e poi le sue parole. Fortunatamente c'erano gli altri ragazzi, se no presumo che questo era veramente, perché già in quei pochi secondi mi sentivo che non respiravo più. Non oso immaginare se fosse continuato. È ancora sotto shock dopo l'aggressione subita Valentina Pinarello, barista da 1 anno e mezzo al Dam Bar nel pieno centro di Cornuda. I clienti, fa sapere il titolare, sono sempre avvisati del sovrapprezzo che il locale applica per i pagamenti via POS e così è avvenuto anche per il ragazzo sulla Trentina servito dalla barista. Dopo aver saldato il conto, questo se n'è andato, salvo poi richiamare il bar accusando la ragazza di averlo derubato dei 50 centesimi aggiunti alla consumazione. Dopo un quarto d'ora, sì, più o meno 10 minuti, un quarto d'ora, è ritornato, arrabbiato, è subito salito dietro il bancone dicendomi che io l'avevo derubato, che dovevo dargli indietro i soldi che avanzava, anche se erano solo 50 centesimi, però che lui doveva averli indietro, neanche tempo di rispondergli che avevo già le mani sul collo. Un fatto successo in pieno giorno, erano infatti circa le 17:30 e con il bar pieno di clienti. Ho solo sentito la ragazza, la barista, che diceva stai fermo, stai là. Mi sono girato e ho visto che il signore era andato dietro il bancone e le aveva messo le mani intorno al collo e la stava iniziando a strangolare. Primo istinto ci sono entrato e ho bloccato il signore facendogli pressione, bloccandogli il collo così che lui mollasse la presa del collo della ragazza. La ragazza aveva la faccia viola perché comunque la stava strangolando. E in quel momento poi sono arrivati altri 3 signori che mi hanno dato una mano. Vicenda che si è conclusa con l'arrivo dei carabinieri. Dopo gli accertamenti in ospedale, la ragazza se l'è cavata solo con un'infiammazione al collo, ma restano lo shock e l'amarezza per il fatto accaduto. I pensieri ci sono, perché pensi a tutto quello che è successo, ti viene comunque da pensare e non riesci a darti una spiegazione a certi comportamenti. Per Valentina un ultimo giorno amaro. Presto lavorerà in un altro locale più vicino a casa. Quello che è certo è che continuerà a fare il suo mestiere nonostante il brutto episodio vissuto. Sicuramente ti fa riflettere, però ce l'ho per passione, quindi continuerei comunque a fare la barista e non cambierei niente. Una pratica, quello del sovrapprezzo del POS, non prevista in realtà dalla legge, infatti in queste ore stigmatizzata dalle associazioni di categoria come Ascom, tanto che il bar potrebbe anche rischiare una sanzione da questo punto di vista. Resta però lo sconcerto per un'azione violenta decisamente ingiustificata.
C'è da aver paura ultimamente, perché anche l'altro caso l'altro giorno a San Fior, oggi, cioè ieri qui a Cornuda, altri ne ho sentiti, altri casi del genere. Dobbiamo fare qualcosa, dovete fare qualcosa. Un fatto inammissibile che non deve accadere. Il titolare del bar oggetto dell'aggressione in pieno giorno non ci sta e invoca che vengano presi provvedimenti seri che mirino a fare in modo che questo tipo di violenze non possano più verificarsi. Anche se fosse 50 euro uno non va a mettere dietro le mani il collo una dipendente, scusate, ma non ci siamo più sicuri di fare niente qua, perché a questo punto cosa dobbiamo fare? Bisogna lavorare in 2 al pomeriggio quando arrivano 3-4 persone, avere sta paura qua che qualcuno entri e faccia questi gesti? No, non esiste proprio. Sovrapprezzo quello di 50 centesimi sul conto totale di circa 7 euro per il pagamento via POS, una pratica non prevista dalla legge ma che non giustifica la violenza. Notiamo che c'è questa escalation di aggressioni sul territorio, Conegliano, Castelfranco, Treviso, insomma diverse parti della nostra provincia, e poi c'è la quotidianità, penso ai tanti autisti della MOM che vengono continuamente aggrediti. Quindi io credo che su questo bisognerà riflettere, servono anche pene esemplari per tutte queste persone che sono in giro e che magari il giorno dopo le vediamo ancora passeggiare nei nostri centri. Ancora pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta Focus TG. Torniamo a Bassano, lunedì i funerali. Intanto la città si scopre un po' più sola dopo la morte del professor Petoello e sono molti gli amministratori che ricordano lo storico con affetto e stima. Si terranno lunedì alle 15:30 nella chiesa di San Francesco, nel cuore di Bassano del Grappa, i funerali di Gianberto Petoello. La sua scomparsa ha destato grande dolore in città, dove lo storico era molto amato per le sue doti di ricercatore e umane. Se ne va un amico per me, prima di tutto, un'amicizia strana nata durante il mio periodo in amministrazione da vice sindaco. Ci siamo conosciuti lì, poi continuata dopo in maniera quasi incredibile. E devo dire oggi, posso dire oggi che forse è una delle cose più belle che ho vissuto come amministratore, il fatto di aver avuto la possibilità di conoscere Gianberto. Petoello sapeva trasmettere a chiunque quel che assimilava dai suoi studi e sapeva anche andare a caccia delle fonti più importanti per conoscere sempre più a fondo Bassano e la sua storia. Lui studiava Bassano leggendo le fonti, non soltanto i libri scritti da altri, quindi uno storico rigoroso, una figura, io credo che difficilmente sarà sostituibile. Petoello era stato anche amministratore cittadino, ricoprendo per più di 15 anni il ruolo di consigliere comunale. E anche in questo caso sindaci, assessori che hanno avuto modo di lavorare o collaborare con lui sono stati in qualche modo segnati dalla sua visione, dalla sua capacità di sviscerare la storia di Bassano dalle origini ai giorni nostri. Voglio ricordare il professor Gianberto Petoello innanzitutto come un amico. La sua presenza in consiglio comunale è stata per circa 20 anni militando nel Partito Repubblicano e pur essendo un avversario c'è sempre stato un grande rispetto sulle idee e sulle decisioni che abbiamo preso in Consiglio Comunale. È stato anche un professore illuminato e di filosofia, di storia della filosofia e un grande ricercatore. Io credo che ha passato tantissime giornate all'interno del nostro Museo Civico di Bassano. Un omaggio a lui, condoglianze alla famiglia. Ancora ricordi di Gianberto Petoello, lo ricorda l'ex sindaco Giampaolo Bizzotto, l'ex sindaco di Bassano. Sentiamo. Io l'ho conosciuto proprio in consiglio comunale quando nel 1985 per la prima volta sono stato eletto consigliere comunale nell'allora Democrazia Cristiana, che rappresentava la maggioranza assoluta dei voti in città. E lì l'ho conosciuto come una persona molto agguerrita in senso positivo del termine, però molto preparata, molto presente sulle cose, anche sulle cose concrete. Oggi sento giustamente citare il Petoello, Gianberto Petoello, come l'uomo di pensiero, l'uomo della cultura, l'uomo del grande ricercatore storico della nostra città, ed questo è tutto verissimo. A me piace ricordarlo anche come l'uomo
delle cose concrete, cioè si parlava di tutto questo con lui, poi quando ero sindaco in città facciamo le cosiddette vasche, sotto braccio, mi prendeva sotto braccio e si facevano le vasche che erano la piazza un po' avanti e indietro e si parlava un po' di tutto ed era veramente una fonte di grandi suggerimenti. Però era anche l'uomo che si parlava con lui anche del tratto di fognatura, si parlava della viabilità, si parlavano anche appunto delle cose concrete, cioè era l'uomo di pensiero ma anche l'uomo del fare, l'uomo della concretezza che delle cose più piccole. Quindi cosa vuol dire? Ancora di più una grande persona, perché oltre ad essere veramente uno studioso come diciamo, era anche veramente quell'uomo delle cose concrete, delle cose che la città ha bisogno anche di quello per andare avanti e progredire. Da Bassano a Vicenza è tutto pronto per il nuovo anno scolastico. La scuola in ospedale, che nell'ultimo anno ha coinvolto oltre 670 bambini e adolescenti ricoverati al San Bortolo. La scuola, mentre passavo i miei numerosi ricoveri nel vostro ospedale, mi ha tenuto insieme. Ha evitato che il dolore e le sofferenze diventassero parte della mia personalità. Mi ha permesso di restare una bambina felice, nonostante lo scompiglio che la malattia grave causa ad un bambino, e di diventare un'adulta serena. La scuola che tiene insieme, che fa da gancio con l'esterno per i piccoli pazienti ricoverati al San Bortolo. Le parole in una lettera di chi, ora adulto, ricorda quell'esperienza tra degenza e didattica e rimarca la filosofia che anima il progetto attivo da anni. È la scuola in ospedale, grazie alla presenza di uno staff di 12 docenti distinti per i diversi cicli scolastici che seguono bambini e adolescenti ricoverati, offrendo loro l'opportunità di frequentare il percorso didattico. Nell'ultimo anno sono stati seguiti 670 ragazzi ricoverati tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, quest'ultima attivata lo scorso anno grazie all'accordo tra 10 istituti della provincia, oltre all'ufficio scolastico territoriale, e a settembre si riparte. Ci sono degli insegnanti titolari sia per le scuole di primo grado che di secondo grado che coprono la maggior parte delle necessità, e poi di fronte alle necessità specifiche degli studenti, supponiamo soprattutto per la parte di scuola superiore, viene integrato l'organico con una serie di insegnanti più specializzati che a titolo volontario vengono a fare scuola in ospedale, in presenza, oppure ovviamente sfruttando la formazione a distanza, quindi da remoto. E gli insegnanti ovviamente devono essere dotati di tanta empatia, di flessibilità e di resilienza, perché a volte ci si trova in situazioni molto complesse. Non solo medici, terapie, pillole, punture, insomma, ma anche spazio per i bambini ricoverati per imparare, sperimentare, giocare, stringere amicizie e andare appunto a scuola, che non solo favorisce la continuità educativa, ma anche il loro benessere. È un modello migliore per normalizzare una cosa che non è normale. Un ragazzo, un bambino ricoverato in un reparto pediatrico vive come un dramma, come una anomalia rispetto al suo vivere quotidiano, e il fatto di avere insegnanti che mantengono i rapporti con la scuola d'origine e soprattutto che li stimolano a uscire dalla loro problematica è un'ancora di salvezza indubbia, è un beneficio che riscontriamo anche noi sanitari. E chiudiamo con Trebaseleghe, dove sono iniziati gli scavi archeologici in piazza Marconi. I lavori di scavo sono partiti dalla fine di luglio. L'indagine del sottosuolo di piazza Marconi ha portato alla luce i resti dell'antico cimitero di epoca romana, sul quale venne edificata la prima chiesa intorno al VII secolo d.C. Proprio qui sono state ritrovate alcune tombe e resti di cittadini di Trebaseleghe del passato, che adesso verranno esaminati e datati. Conclusi i sondaggi, si partirà con il cantiere vero e proprio. Alla fine dei lavori ci sarà maggiore spazio a verde, arredo urbano e nuove pavimentazioni per favorire la pedonalizzazione, ha spiegato il sindaco Antonella Zoggia. Sarà spostato il passaggio pedonale, saranno collocati 2 semafori lampeggianti e rifatto il marciapiede antistante Canonica e Patronato. È tutto per questa edizione di Focus TG, grazie per averci seguito, arrivederci.